Bismillahirrahmanirrahim. La lode spetta ad Allah, Signore dei mondi, la pace e la benedizione siano sul profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e su tutti i profeti e messaggeri che lo hanno preceduto. Cari fratelli e sorelle, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Giovani guide, vi dà il benvenuti a questa nuova lezione sulla vita del nostro amato profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Settimana scorsa abbiamo vissuto con i primi anni della divulgazione pubblica dei miscredenti all'Islam e abbiamo notato come i miscredenti hanno usato una nuova strategia, ovvero quella di torturare i musulmani sia con le parole sia fisicamente al fine di allontanarli dall'Islam e allontanarli dall'accettare e l'abbracciare il messaggio a cui chiamava il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ovvero la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mezzo a queste torture ha preso due decisioni. La prima decisione è quella di riunire i Sahaba nella casa di uno dei Sahaba che è l'Arqam. Ha deciso di riunire tutti i Sahaba che erano musulmani nella casa dell'Arqam al fine di cercare di dare a loro delle lezioni sull'Islam, al fine di insegnare a loro come devono adorare Allah subhanahu wa ta'ala, al fine di potenziare la loro fede. Perché hai saputo, cari fratelli e sorelle, quando una persona passa un momento difficile della sua vita, soprattutto un momento in cui le persone ti torturano, ti fanno del male, sia con le parole sia fisicamente, ha bisogno di un qualcuno che cerca di elevare la sua fede. È uno dei metodi al fine di elevare la nostra fede, perché come risaputo e come dicono i sapienti, la nostra fede si eleva e si abbassa. Si eleva, come dicono i sapienti, con le buone opere. Quindi uno dei metodi al fine di elevare la nostra fede è quella di fare tante buone opere, pregare, digiunare, dare l'elemosina, al fine che Allah subhanahu wa ta'ala eleva la nostra fede che abbiamo in Lui. E una delle cose che eleva la fede è quella di ascoltare le conferenze che riguardano Allah, ascoltare parlare di Allah, ascoltare parlare della misericordia di Allah. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando si riuniva con i Sahaba, li faceva ricordare che nell'aldilà avranno una ricompensa. È vero che in questa vita state soffrendo, è vero che in questa dunya state subendo le torture da parte di miscredenti, tutto ciò perché dite la ilaha illallah, però non vi preoccupate, perché nel giorno del giudizio avrete una grandissima ricompensa, come disse Allah subhanahu wa ta'ala: ho preparato per i miei servi cose che i loro occhi non hanno mai visto, cose che le loro orecchie non hanno mai sentito, cose che i loro cervelli non hanno mai immaginato. Quando il credente sente queste parole, il suo cuore si tranquillizza e ovviamente comincia a vedere la vita in un altro modo. Infatti è stata questa una delle strategie del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di riunire i Sahaba e cercare di riempire i loro cuori e di aumentare la loro fede al fine che potessero potenziarsi sia fisicamente che come fede e cercare di sopportare queste torture e andare avanti e rimanere sulla retta via. Ovviamente questo è un metodo che dovremmo fare anche noi, cari fratelli e sorelle, nella nostra epoca. A volte molti fratelli e sorelle ci contattano che non hanno un luogo dove riunirsi, non hanno un luogo dove riunirsi al fine di conoscere la religione di Allah. Uno dei metodi che si può fare, ed è stato fatto anche da molti miei amici e lo facevamo anche noi tempo fa, quando i centri non c'erano ancora, quando le moschee non c'erano ancora, cosa facevano alcuni dei nostri amici? Si riunivano in una delle case di uno di loro al fine di imparare qualcosa sull'Islam. Il gruppo è quello che fa la differenza, cari fratelli e sorelle. Se noi vogliamo imparare qualcosa, l'importante è rimanere in gruppo e cerchiamo di aiutarci a vicenda. Io conosco un gruppo di miei amici che si riunivano in Marocco e si riunivano alla casa di uno di loro al fine di imparare il Corano. Si riunivano 2 volte a settimana e ogni volta cercavano di studiare metà pagina del Corano. Ovviamente, alhamdulillah, adesso hanno finito di studiare il Baqarah e hanno finito di studiare Ali Imran e sono entrati nel studiare Surat Nisa. Tutto questo hanno fatto poco, ma si riuniscono, e questa riunione aumenta la nostra fede, aumenta il nostro amore tra di noi, perché Allah subhanahu wa ta'ala nel Corano ha detto: innamal mu'minuna ikhwa, i credenti sono fratelli. Quindi, cari fratelli e sorelle, se nessuno di voi ha un centro vicino a lui, che cerchi alcuni amici musulmani con cui può sedersi al fine di imparare, al fine di conoscere nuove cose. Ad esempio, alhamdulillah, adesso tu stai ascoltando, fratello e sorella, questa lezione. Se vedi che non c'è un posto dove potete imparare la vostra religione, potresti riunire i tuoi amici nel salotto di casa tua e farli sedere e fargli guardare la diretta al fine che possano imparare nuove cose sulla nostra religione, perché il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto:
Quando Allah vuole il bene per un musulmano, gli dona una comprensione nella religione. Quindi tutto il bene che abbiamo in questa vita è quella di comprendere effettivamente la nostra religione. Questa è stata la prima strategia fatta dal profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La seconda strategia, dopo tutte queste torture e queste sofferenze che hanno fatto passare i miscredenti sui musulmani, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha dato la possibilità a un piccolo gruppo di musulmani di poter migrare. E questa è stata la prima migrazione avvenuta nell'Islam. Non parliamo della migrazione da Mecca a Medina, ma è stata la migrazione da Mecca in Abissinia, dal re Najashi. Ok? Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha dato la possibilità di migrare a 11 uomini e 4 donne. La prima migrazione è avvenuta con 11 uomini e 4 donne che hanno migrato da Mecca in Abissinia da questo re, perché il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto andate da questo re perché nel suo stato nessuno viene trattato male, quindi questo re era giusto, non era ingiusto con nessuno. E è avvenuta la prima migrazione, sono andati questi 11 uomini e 4 donne. Quando erano in Abissinia hanno sentito una notizia che la maggioranza dei miscredenti sono diventati musulmani. È giunta questa notizia in Abissinia che Quraysh, la maggioranza di Quraysh, sono diventati musulmani. Quindi questi 11 uomini e 4 donne sono ritornati a Mecca perché hanno detto, visto che i miscredenti sono diventati musulmani, quindi alhamdulillah non saremo più torturati da loro. Solo che il problema, quando sono arrivati a Mecca, hanno capito che questa notizia era solo una menzogna. Perché, cari fratelli e sorelle, c'è stata questa notizia? Perché una volta il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam stava pregando davanti alla Kaaba. E mentre stava pregando, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era solito, quando pregava le preghiere notturne, alzare un po' la voce. Infatti è sunnah alzare la voce in Salat al-Fajr, Salat al-Maghrib e Salat al-Isha. Ha cominciato ad alzare la voce leggendo una straordinaria sura che è Surat al-Najm. Ha cominciato a leggere وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. È una sura composta da 2 pagine e mezzo, fino a quando è arrivato. Intanto c'era un gruppo di miscredenti dietro di lui che ascoltavano. E come vi ho detto, cari fratelli e sorelle, settimana scorsa, i miscredenti, anche se loro mostravano all'esterno l'odio nei confronti dell'Islam e l'odio del non voler sentire il Corano, ma internamente loro si deliziavano dall'ascoltare il Corano. E come no? E Allah nel Corano ha detto أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. E certo che si deliziano delle parole, sono le parole di Allah, non sono le parole del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e non le ha scritte lui come hanno detto alcuni, ma sono parole di Allah subhanahu wa ta'ala, che ha creato quest'anima, ha creato il cuore e sa la nostra anima, il nostro cuore con cosa si nutrono, ovvero con il ricordo di Allah subhanahu wa ta'ala. Mentre stava leggendo il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Surat al-Najm davanti alla Kaaba, i miscredenti che ascoltavano e comprendevano, perché il Corano è sceso in lingua araba, comprendevano tutto ciò che leggeva e diceva il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanno ascoltato finché è arrivato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam all'ultima ayah, in cui ha detto fasjudu lillahi wa'budu, che vuol dire e si sono prosternati con il profeta, vuol dire prosternatevi ad Allah e adoratelo. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando è arrivato a questa ayah, perché se guardate il Corano, quando arrivi a questa ayah fasjudu lillahi wa'budu, c'è una prosternazione. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam in preghiera si è prosternato, e anche i miscredenti dietro di lui, senza accorgersene, sono stati trascinati dalla delizia e dal potere delle parole e si sono prosternati senza volerlo. Si sono prosternati dal peso di queste parole e dalla delizia di queste parole, e si sono prosternati dietro il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanto che tra di loro dicevano: ma perché vi siete prosternati? E loro negavano: no, non ci siamo prosternati. Questo avvenimento è giunto fino in Abissinia, è arrivata la notizia di questa cosa fino in Abissinia, che hanno notato alcuni gruppi dei miscredenti di Quraysh che si sono prosternati dietro il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allora è giunta la notizia in Abissinia che i Quraysh sono diventati musulmani, quindi gli 11 uomini e le 4 donne che sono migrate sono ritornati a Mecca, ma quando sono ritornati hanno notato che effettivamente era solo una menzogna e hanno cominciato a torturarli ancora di più rispetto a prima della migrazione. Dopodiché è avvenuta una seconda migrazione da Mecca
in Abissinia, ma stavolta con un numero differente di persone. Sono migrati 82 uomini, hanno migrato nella seconda migrazione che è avvenuta dei compagni del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 82 uomini e 18 donne sono partite questa volta per andare in Abissinia. Però questa volta sono cambiate le cose rispetto alla prima migrazione. Perché? Perché 2 uomini li hanno seguiti di Quraysh. Il primo è Amr ibn al-As, il secondo Abdullah ibn al-Rabi'. Questi 2 uomini che erano miscredenti li hanno inseguiti fino in Abissinia. Perché? Subhanallah, guardate i miscredenti come non vogliono il bene per i musulmani. I musulmani non li hanno lasciati adorare Allah subhanahu wa ta'ala a Mecca e sono migrati. Ed è questo che dovrebbe fare il musulmano, cari fratelli e sorelle, quando si legge la sera del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e si nota ciò che hanno passato i Sahaba e che hanno migrato, hanno tralasciato, fratelli e sorelle, il loro lavoro, hanno tralasciato le loro ricchezze, hanno tralasciato i loro familiari e sono migrati. Tutto questo perché, fratelli e sorelle? Perché? Non per soldi. Adesso noi, subhanallah, nel 2018, se migriamo per migliorare la nostra vita, non per migliorare le nostre adorazioni. Il 99% delle persone che sono venute in Italia non sono venuti per divulgare l'Islam e non sono venuti qua per aprire i centri, ma sono venuti qua per migliorare la loro vita, per guadagnare di più, per avere più soldi, per fare più case, per comprare più terreni e così via, perché noi siamo persone materiali. Invece i Sahaba sono migrati da Mecca a Abissinia ed c'è una grande distanza tra questi 2 luoghi per un unico motivo, al fine di adorare Allah senza essere torturati, al fine di essere liberi di adorare Allah. Quindi la migrazione, fratelli e sorelle, dovrebbe avere la migrazione in Allah, quella che viene chiamata la migrazione in Allah. Avviene quando una persona vuole andare in un altro posto al fine di salvaguardare la nostra religione. Quindi, cari fratelli e sorelle, io devo sempre cercare un posto dove sono libero ad adorare Allah. Perché? Perché il motivo della nostra creazione è questo, fratelli e sorelle. Fasihu fil ard, andate sulla terra, andate in un posto dove potete adorare Allah subhanahu wa ta'ala tranquillamente, dove nessuno vi può ostacolare. Quindi il musulmano deve sempre cercare il luogo non dove sta bene materialmente o economicamente, ma il luogo dove può adorare tranquillamente Allah subhanahu wa ta'ala, perché è quello il motivo per cui lo ha creato Allah subhanahu wa ta'ala, ed è ciò che fecero i sahabi, fece anche il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perché più avanti poi inshallah vedremo che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha migrato da Mecca a Medina proprio per questo motivo qua, e c'è stato effettivamente il miglioramento della divulgazione islamica proprio nella migrazione che ha effettuato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando sono andati nella seconda migrazione 82 sahaba e 18 donne, sono stati seguiti da questi 2 uomini miscredenti, Amr ibn al-As e Abdullah ibn al-Rabi'. Perché sono andati lì? Al fine di cercare di corrompere il re Najashi, al fine di farlo andare in collera con i musulmani. E così fanno i miscredenti, coloro che hanno dentro il loro cuore la collera nei confronti dell'Islam. Spendono il loro tempo, spendono il loro denaro, spendono tutto ciò che hanno al fine di spegnere la luce dell'Islam, al fine di impedire ai musulmani di fare qualcosa. È ciò che fanno gli altri paesi che buttano fango e gettano fango e dicono menzogne sull'Islam, sui mass media e sui giornali, e vedi che tutte queste cose che fanno al fine di bloccare il messaggio dell'Islam. Però, come vi dico, fratelli e sorelle, l'Islam, la luce dell'Islam è come la luce del sole. Cerchi di coprirla ma non ce la fai, perché alhamdulillah i raggi dell'Islam e la luce dell'Islam arriverà dovunque. Yuriduna li yutfi'u nur Allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Cercano di spegnere la luce dell'Islam ma non ce la faranno mai. Sono arrivati Amr ibn al-As e Abdullah ibn al-Rabi' dal Najashi e gli hanno portato dei regali. Gli hanno portato dei regali al fine di cercarlo di corromperlo. Prendi questi regali, noi siamo di Quraysh e siamo venuti qua per dirti che questi musulmani che sono qua da te, che sono sotto la tua protezione, a cui tu adesso stai lasciando la libertà e così via, dicono delle cose su Gesù. E Najashi era cristiano, cioè credeva in Gesù. Najashi però era un re, come vi ho detto, giusto. Non ascoltò solo le parole di Amr ibn al-As e Abdullah ibn al-Rabi' e ha cominciato a giudicare.
E alcuni fanno così, appena sentono da una parte cominciano a giudicare e danno un pregiudizio e cominciano a dire ma perché tu dici? Invece lui no. Ha detto va bene, voi avete detto questo? Voi avete detto che i musulmani parlano male di Gesù e infangano Gesù e parlano male di Maria? Allora ascoltiamo anche loro. Guardate l'intelligenza di questo re. Allora ha chiamato il gruppo dei musulmani che sono migrati in Abissinia e gli ha detto cosa dite voi su ciò che dicono questi uomini qua? È vero che voi insultate Gesù? È vero che voi insultate Maria? Cosa dite a proposito del cristianesimo? E c'era tra i Sahaba Ja'far, che è uno dei grandi Sahaba, e ha preso lui la parola al fine di parlare con Najashi. Infatti quando c'è qualche gruppo che parla, fratelli e sorelle, deve andare la persona che conosce bene la religione. Perché tutti noi vogliamo difendere la nostra religione. A volte quando siamo in gruppo, in classe, con gli amici e così via, tanti vogliono parlare, però io dico sempre, fratelli e sorelle, l'Islam dobbiamo parlare con sapienza. Perché a volte ci sono dei fratelli che vogliono difendere l'Islam, però invece di fare del bene danneggiano l'Islam. Danneggiano l'Islam. Una volta c'è stato un fratello che gli è stato chiesto il motivo per cui un uomo non può dare la mano a una donna. La sua risposta è stata perché la donna è impura. Cosa vuoi che capisca un'italiana da questa parola impura? Quindi voi musulmani considerate le donne una cosa impura, come fanno gli ebrei, che quando la donna è in stato di ciclo mestruale la allontanano dalle case loro, perché per loro è tutta impura. Invece no, nell'Islam no. Non è che non diamo la mano perché la donna è impura, assolutamente no, perché il corpo della donna è sacro. Essendo una cosa sacra, io da uomo esterno, non suo marito, non suo fratello, non posso toccarla, perché se gli tocco la mano è come se gli ho toccato un'altra parte del corpo. Quindi l'Islam ha vietato di toccare qualsiasi parte del corpo della donna, perché per la donna ha un grande valore nell'Islam, non perché è impura. Però guardate questa parola, una parola è servita, al fine di immettere in una persona che non conosce l'Islam, che l'Islam quindi è vero, opprime le donne, considera le donne impure. È per quello che quando parliamo di Islam, fratelli e sorelle, se tu non conosci bene la tua religione, zitto. Infatti il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cosa ha detto? Chi crede in Allah e nel giorno del giudizio, che dica il bene o stia zitto. O conosci l'Islam, puoi dire qualcosa che faccia bene all'Islam, oppure stai zitto. Allah subhanahu wa ta'ala non ti chiederà perché sei stato zitto, perché non conosco, al fine di non fare danni. Si è presentato Ja'far davanti al re Najashi e gli ha chiesto il Najashi, che cosa dite su Gesù così? Ja'far, radiallahu anhu, ha cominciato innanzitutto a fare capire che è venuto tra di noi un uomo che è della nostra stessa tribù. Parla di chi? Del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Questo uomo ci ha trovato nell'ignoranza, questo uomo ci ha trovato nell'adorare gli idoli, questo uomo ci ha trovato che facevamo il male tra di noi, questo uomo ci ha trovato che facevamo del male ai nostri vicini, ci ha fatto uscire da queste opere che riguardano il buio e il male e il fare il male alle persone, e ci ha portato una religione che ti dice di trattare bene le persone, tratta bene il vicino, non adorare le statue, adora Allah e così via. E gli ha spiegato un attimo il ruolo che ha il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Mecca. Poi ha risposto alla sua seconda domanda, quando gli ha chiesto a Najashi cosa pensate di Gesù, ha cominciato a leggere il Corano. Non ha detto di più. Cosa ha letto? Ha letto Surat Maryam. Perché noi, alhamdulillah, abbiamo una sura nel Corano che è intitolata Maryam. E questo ti dimostra come l'Islam eleva il ruolo della donna. Il libro più sacro, ci sono due sure. Una è intitolata Le donne. La seconda sura è intitolata con il nome di una donna. E una delle migliori donne che ha elevato Allah subhanahu wa ta'ala, che è Maria, Maryam. Per mostrare a Najashi che le parole che dicono i miscredenti non sono vere, come fanno alcuni adesso, che vanno in giro a dire guardate i musulmani cosa dicono su Gesù. Cosa diciamo su Gesù? Diciamo su Gesù solo la verità, diciamo su Gesù solo ciò che ha detto Allah a Gesù di dire. Infatti Ja'far ha cominciato a leggere Surat Maryam, e in Surat Maryam c'è presente la storia di tutta Maryam, quando era incinta di Gesù, che è venuta da lei un angelo e che è rimasta incinta di Gesù senza che fosse stata toccata da un uomo, e che ha partorito Gesù, e che Gesù è diventato grande e ha detto alle persone di adorare Allah. Questa è la semplice verità di Gesù. Gesù è come Mosè.
Gesù è come Ibrahim, Gesù è come Muhammad sallallahu alaihi wasallam, un uomo, un profeta, un messaggero. Lo ha prescelto Allah subhanahu wa ta'ala per portare un messaggio. E questa è la verità su Gesù. E ha cominciato a leggere Ja'far al fine di far capire il Najashi che diciamo solo la verità. Diciamo che Gesù è un profeta, un messaggero, non è un Dio e non è un figlio di Dio e non è un trino. Najashi, che anche lui capiva l'arabo, mentre ascoltava le parole di Ja'far che leggeva e recitava le parole di Allah subhanahu wa ta'ala, i suoi occhi hanno cominciato a far scendere lacrime. Quando ha finito Ja'far di leggere, ha detto Najashi, questa è la verità su Gesù. Colui che vuole conoscere la verità, la conoscerà. Perché Allah subhanahu wa ta'ala, quando vede in te effettivamente, nel tuo cuore, vede effettivamente la voglia di trovare la verità su ciò che ha fatto scendere Allah, ti guiderà alla verità. Allah subhanahu wa ta'ala ci ama e ci guiderà alla verità. Najashi amava la verità ed era giusto e si comportava bene, Allah lo ha guidato sulla retta via e gli ha fatto capire che ciò che ha detto Ja'far è la verità. Quindi, subhanallah, Najashi nell'ultimo dei suoi tempi è diventato un musulmano e ha detto ai Sahaba: andate, siete sotto la mia protezione, e ha restituito i regali a Amr ibn al-As e a Abdullah, che sono ritornati, e la loro strategia non ha funzionato, perché anche se loro cercano la notte di preparare strategie e di fare qualcosa contro i musulmani, ma c'è un qualcuno che non dorme, che ci vede e ci conosce e sa come proteggerci e sa come proteggere la sua religione. E hanno vissuto sotto la protezione questi Sahaba del Najashi finché è morto, e del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci ha informato che è diventato musulmano, tanto che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha pregato su di lui da Mecca, Salat al-Ghaib, ha pregato il profeta Muhammad sul Najashi da Mecca. La situazione a Mecca non è cambiata, ancora torture, ancora i miscredenti che cercano di non lasciare i musulmani liberi di adorare Allah subhanahu wa ta'ala. E nonostante ciò i musulmani non avevano un luogo tranne la casa dell'Arqam dove riunirsi. Infatti il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la prima moschea che ha fatto, l'ha fatta quando è andato a Medina, Masjid Quba, non Masjid Nabawi. Non è la prima moschea che ha fatto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quella a Medina, no. Prima di arrivare a Medina c'è un piccolo posto che si chiama Quba, è arrivato lì il venerdì e ha costruito lì una piccola moschea prima di andare al Medina. Quel masjid lì è stata la prima moschea che ha fatto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dove si riunivano i sahaba e imparavano la loro religione. Invece a Mecca non c'era un altro luogo di congregazione tranne la casa dell'Arqam, perché i miscredenti non gli hanno lasciati fare questa cosa qua. Però giunti a un momento della vita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha decretato Allah subhanahu wa ta'ala una cosa importantissima che ha cambiato l'andamento delle cose nella divulgazione dell'Islam. Ha decretato Allah subhanahu wa ta'ala che due personaggi che hanno un grandissimo peso nella storia islamica entrassero nell'Islam al fine di dare una spinta all'elevare la bandiera dell'Islam. Questi due uomini sono Hamza e Umar ibn al-Khattab. Hamza ibn Abd al-Muttalib, il figlio di Abd al-Muttalib, è lo zio del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una volta il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam stava andando, fu seguito da Abu Lahab, suo zio, l'altro suo zio. Abu Lahab, il peggior nemico del profeta Muhammad, è stato chiamato Fir'aun, il faraone dell'Islam, talmente ha fatto del male come fece il faraone. Questo Abu Lahab, mentre stava andando il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si fermò vicino a lui e lo cominciò a insultare pesantemente. Suo nipote, e questo suo zio, è lo zio che insulta il nipote. Tutto questo perché ha chiamato a la ilaha illallah. Ha detto alle persone: non adorate le statue, ma adorate Allah subhanahu wa ta'ala. Lo insultò pesantemente, tanto che una donna lì sentì gli insulti che ha detto Abu Lahab al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e riferì ciò che ha detto all'altro suo zio, che è Hamza. Hamza, quando sentì gli insulti effettuati sul profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Abu Lahab, andò da Abu Lahab e gli disse: come ti permetti a insultare una persona che segue la mia stessa religione? E lì Hamza ha proclamato davanti a Abu Lahab effettivamente che lui è musulmano, che ha seguito la via del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Hamza era un grande guerriero, e Hamza aveva un grandissimo peso nella società. Hamza era una persona che ha avuto un grandissimo contributo e ha lasciato una grande impronta nella divulgazione dell'Islam. La seconda persona che ha avuto ancora più peso di Hamza
è stato Umar ibn al-Khattab. È divulgata una storia sull'Islam di Umar, che Umar radiallahu anhu, come riporta Anas bin Malik, stava andando una volta in strada con la sua spada al fine di andare a uccidere il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e mentre era in strada lo incontrò un uomo e gli ha detto: Umar, dove stai andando? Ha detto: vado a uccidere il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gli ha detto: dove vai? Che tua sorella è diventata musulmana, inizia dai tuoi familiari. Allora Umar radiallahu anhu è tornato a casa sua e ha visto effettivamente che sua sorella e suo marito sono diventati musulmani. Allora ha picchiato il marito di sua sorella e ha tirato uno schiaffo, un pugno in faccia a sua sorella, tanto che è caduta. Quando ha visto quell'episodio lì, Umar si è un po', si è sentito male e ha visto nelle mani di sua sorella una piccola pagina, ha voluto prendere la sua sorella, non gliel'ha data, gli ha detto: no, perché sei najis, sei impuro, fatti la doccia e poi ti do da leggere questa pagina. E effettivamente è entrato Umar, si è fatto la doccia, è uscito e ha preso questa pagina in cui c'erano scritti lì i versi iniziali di Surah Taha. Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. E ha cominciato a leggere Umar, finché è rimasto impressionato di queste parole, perché capivano l'arabo, e ha deciso di diventare musulmano. È andato dal profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ha detto la sua testimonianza. Questa storia, dicono i sapienti, la sua catena di trasmissione è debole, quindi non viene considerata dal punto. Io lo so che molte persone raccontano questa storia ed è la storia più diffusa sull'Islam di Umar, però la sua catena di trasmissione è debole, e quando una cosa è debole, fratelli e sorelle, non la consideriamo, è meglio evitarla. Cosa si sa di Umar? Umar radiallahu anhu, si sa sull'inizio, prima che diventasse musulmano, la storia vera che mentre stava andando una donna a migrare da Mecca in Abissinia, nella prima migrazione, la inseguì Umar prima che arrivasse al mare. Una donna che si chiama Leila. Quando è arrivato vicino a lei gli ha detto: dove stai andando? Ha detto: migro verso l'Abissinia, perché non ci avete lasciato adorare Allah, ci avete torturato, ci avete fatto. E ha cominciato a elencare Leila a Umar ciò che facevano i miscredenti su di loro. E ci è rimasto un po' male Umar, finché è salita Leila ed è ritornato Umar a Mecca. È salita Leila sulla nave e mentre stava andando con suo marito sulla nave gli ha detto suo marito: chi è quell'uomo lì? Ha detto: Leila è Umar. Ha detto: cosa ti ha detto? Mi ha detto perché stavamo migrando, gli ho spiegato il motivo e ti dico sinceramente che ci è rimasto male. È come se è rimasto toccato dalle mie parole. Si è messo a ridere suo marito e gli ha detto: Leila, potrebbe diventare musulmano l'asino di Umar, ma non lo diventerà mai Umar. Talmente torturava i musulmani, talmente provava odio nei confronti dell'Islam, che nessuno ha mai immaginato che Umar radiallahu anhu sarebbe diventato musulmano. Però Allah ha decretato che Umar sarebbe diventato musulmano ed è entrato nell'Islam. Questo perché il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha fatto un dua. Disse: oh Allah, fai elevare la bandiera dell'Islam dalle mani di uno dei due Umar, o Umar ibn al-Khattab o l'altro Umar che sarebbe Abu Lahab, suo zio. Però è entrato nell'Islam Umar ibn al-Khattab. Infatti Ibn Mas'ud cosa dice? Dice: noi musulmani eravamo umiliati a Mecca finché non entrò Umar nell'Islam. Appena entrarono nell'Islam Hamza e Umar, i musulmani non si raggruppavano più nella casa dell'Arqam, ma li facevano uscire Hamza e Umar a fare due file e a pregare davanti alla Kaaba, e chiunque osava avvicinarsi ai musulmani si alzava. Umar e Hamza, due grandi guerrieri, due potenti personaggi di cui avevano paura i Quraysh, e non si avvicinavano più ai musulmani. E alhamdulillah, i musulmani sono diventati più potenti e la loro parola è diventata più pesante con l'Islam di Umar e di Hamza. Fratelli e sorelle, i musulmani hanno bisogno di queste figure. I musulmani hanno bisogno che persone che hanno un grande livello sociale, una grande importanza, entrano nell'Islam. Io vi faccio un piccolo esempio e concludo la puntata. Immaginate con me se Cristiano Ronaldo diventasse musulmano. Immaginate con me. Quante persone entrerebbero nell'Islam? Quante persone seguirebbero questo gioco? Perché? Perché è una figura che ha un grande peso nella società e nei nostri tempi.
Quindi l'Islam ha bisogno di queste figure. Alhamdulillah Mike Tyson è diventato musulmano e si riporta che forse anche Michael Jackson è diventato musulmano prima di morire e così via, ma figure che hanno un grande peso nella società è importante se entrano nell'Islam, perché una persona normale potrebbe chiamare una persona all'Islam, ma una persona che ha un grande peso nella società potrebbe fare un piccolo discorso e far entrare milioni e milioni di persone all'Islam, perché a volte noi veniamo, diciamo, toccati dalle parole delle persone che seguiamo. Questa è la situazione che hanno vissuto i Sahaba nella migrazione in Abissinia e anche dopo il loro rientro, e questo è stato l'Islam di Hamza e di Umar che ha elevato e ha potenziato la parola dell'Islam. Ci vediamo inshallah settimana prossima con una nuova puntata sulla vita del nostro amato profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Non dimenticatevi di condividere il video. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.